Battendo il Matino per 1-0, il Matera, in maglia bianca, raggiunge quota 12 in classifica, consegue l'ottavo risultato utile consecutivo, porta a 450 minuti la propria imbattibilità difensiva e abbandona la terzultima posizione in classifica. Sono questi i dati più significativi emersi dalla gara odierna, la prima dell'anno e l'ultima del girone di andata. Franco Di Benedetto, che ha seguito la partita in tribuna per la squalifica, a fine gara ha affermato che fino a quando il Matera non si porterà definitivamente fuori dalla zona bassa, dovrà badare soprattutto al concreto, rinviando il discorso del bel gioco a tempi migliori. In questa dichiarazione è racchiuso un po' tutto l'andamento della partita odierna, che per lunghi tratti è filata via monotona e scarsamente interessante per il pubblico, anche oggi abbastanza numeroso. La sosta natalizia evidentemente ha pesato più del dovuto sul rendimento delle squadre, per cui ne è venuto fuori una partita frammentaria e spesso spezzettata dal mediocre arbitro Perfetti di Chieti. Il Matera è partito con l'intenzione di chiudere subito il discorso e dopo pochi minuti è andato vicino al gol con Ferrante, che direttamente su calcio di punizione ha impegnato severamente il portiere ospite. Dopo questa fiammata iniziale, il gioco si è reso latitante e in un paio di occasioni il Matino si è fatto pericoloso, prima con Cancella, che ha approfittato di una ingenuità difensiva, ma il suo tiro è terminato di poco a lato, poi con un colpo di testa di Dellanno parato a terra da Cimino. Intorno al 35esimo il Matera ha avuto una fiammata di orgoglio e dopo essere andato vicino al gol è passato in vantaggio al 39esimo con un tiro non irresistibile di Adorisio che ha tratto in inganno il portiere ospite. Il gol non ha modificato l'assetto tattico della gara in quanto il Matino non è apparso in grado di ribaltare il risultato, mentre il Matera dal canto suo non ha commesso l'errore di arretrare il proprio schieramento, limitandosi a controllare il gioco senza correre grossi rischi. Alla fine, indubbiamente, i biancazzurri hanno meritato la vittoria, anche se ancora una volta hanno lasciato a desiderare in attacco, dove, nonostante l'esordio di Pistillo, non si sono visti i progressi attesi. E domenica, per la prima di ritorno, sarà di scena il 21 settembre il capolista Fasano, con il Matera che molto probabilmente dovrà fare a meno di Orsi, per il quale dovrebbe scattare la squalifica in seguito all'ammonizione subita oggi.